Elena Sartor, 26 anni, un sogno che parte da Pordenone arriva fino agli Stati Uniti, dove attualmente svolgi la professione di stage manager e miri a Broadway. Esattamente, ho iniziato 2 anni fa, ho studiato musical theater alla New York Film Academy e il destino mi ha portato dietro le quinte, quindi da performer sul palcoscenico sono passata a dirigere tutti quanti, gli attori, i designer, il regista. È un sogno che ho nel cassetto da parecchi anni. Nel tuo percorso hai incontrato anche figure di riferimento, insegnanti importanti. Molto. Mary Setrakian è stata la motivazione per la quale mi sono trasferita a New York e con lei ho studiato canto durante gli anni dell'università e grazie a lei ho inseguito proprio il sogno appassionatamente. E un'importante persona che ho incontrato a New York è Christy Nye e Mary Beth Abel, che sono le due production stage managers di Wicked, dove io ho fatto un importantissimo internship. Cosa ti ha spinto a cambiare da attrice poi a stage manager? Quello che insegnano in America è che non è solamente quello che a te piace fare, ma è anche quello a cui sei portata. Quindi è una bilanciarsi tra talento e passione. Naturalmente la mia passione era il musical, ma non capivo esattamente dove io potessi stare, quindi la vita, lo studio mi ha portato a capire esattamente dove è il mio posto. Secondo te quanto è importante e formativo un'esperienza all'estero? La consiglieresti ai tuoi coetanei? Tantissimo, è molto molto importante perché si imparano lingue diverse, perché si incontrano culture e persone da tutto il mondo e perché apre la mente e apre veramente a nuovi orizzonti, quindi è molto importante. In Italia, in Friuli Venezia Giulia, non ci sono abbastanza opportunità, soprattutto nel tuo settore. A livello teatrale e culturale in generale, probabilmente in Friuli ci sono delle possibilità lavorative. Ah, io ritengo di dover tornare in Friuli, di dover tornare in Italia per portare l'esperienza che ho fatto all'estero. Forse adesso non è il periodo migliore.